Oltre 85.000 nel Veneto i minori tra 0 e 16 anni non in regola con l'obbligo vaccinale, ma fra questi un'ampia fetta ha già preso appuntamento con le ULSS. Per gli altri la Regione chiede deroghe e buon senso da parte delle scuole. Schianto fra mezzi pesanti lungo la 4, poco dopo 90 di Piave, svincolo chiuso, traffico in tilt, uno dei mezzi ribaltato, un ferito grave. Pugni e calci alla fidanzata incinta, lei si ribella e lo accoltella, il dramma ieri sera a Mestre, l'uomo è ricoverato all'ospedale in prognosi riservata. Operazione della Guardia di Finanza di Trento, arrestati per corruzione un avvocato padovano e un architetto veronese, disposto anche un sequestro di 30.000 euro. Cerimonia in forma strettamente privata questa mattina per i funerali di Ermanno Olmi, lutto cittadino d'Asiago, la salma del grande regista è stata cremata. Ai nostri microfoni la mamma imprenditrice trevigiana che si è vista negare l'accesso ad una fiera perché aveva con sé la figlia di 6 mesi da allattare. È lo specchio di questo paese, dice, per noi sempre una corsa ad ostacoli. Il capo dello Stato Mattarella potrebbe essere domenica a Trento nel giorno clou della Giornata Nazionale, l'annuncio ieri a 20:10 dal presidente del comitato organizzatore. Intanto continuano le partenze delle sezioni provinciali. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli diffusi dalla Regione, i dati sul mancato rispetto dell'obbligo vaccinale in Veneto. Sentiamo. Sono oltre 85.000 nel Veneto i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, non in regola con l'obbligo vaccinale istituito nel 2017 dal ministro Beatrice Lorenzin. Di più di 22.000 sono in età prescolare e dovrebbero quindi a norma di legge essere esclusi dall'accesso a nidi e scuole materne. Il profilo di soggetto inadempiente, ricordano dalla Regione che ha diffuso i dati aggiornati al 3 maggio, non coincide con quello di soggetto non vaccinato o addirittura contrario alle vaccinazioni, ma spesso è solo qualcuno in ritardo col calendario previsto. Il 25,6% di chi non è in regola ha infatti già fissato un appuntamento alla relativa ULSS, percentuale che sale al 35,2% per bambini al di sotto dei 6 anni. Tra questi ultimi sono dunque circa 14.000 quelli che non hanno né le carte in regola né un appuntamento col medico. Quando la Regione ha emanato un decreto, poi bocciato, per consentire a tutti di terminare l'anno scolastico, ricorda il governatore Luca Zaia, siamo stati accusati di essere antivaccinisti. Ora, tra una proroga e l'altra, si sta arrivando allo stesso risultato. Mi hanno dato dell'untore. La verità è che nella legge Lorenzin, dai 0 ai 6 anni, e quindi a scuola dell'infanzia, se non sei vaccinato il bimbo deve essere messo in strada. Da 6 a 16 anni, se non sei vaccinato, puoi tranquillamente continuare ad andare a scuola. Quindi se non è un problema da 6 a 16 anni andare a scuola da non vaccinati, non capisco perché lo debba essere per i bimbi piccoli. Portiamo questi bimbi a fine anno scolastico, la si chiuda così, dopodiché a settembre si deciderà nelle iscrizioni. Io non sono contro i vaccini, la vaccinazione, però penso che questa modalità non aiuti a crescere nella consapevolezza, ma crei muro contro muro. Non mi risulta che in altre regioni, chiosa il presidente Veneto, si stiano mandando i carabinieri negli asili per buttare fuori i bimbi non vaccinati. A me risulta che il dibattito ci sia qui perché noi siamo sempre ligi all'applicazione della legge, delle regole, però la verità è che poi in giro per l'Italia mi sembra che questo dibattito non sia assolutamente così importante come qui da noi. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Veneto che aveva fissato le norme per la disciplina dell'attività di cava. La motivazione, spiega la Giunta regionale in una nota, è che varie disposizioni riguardanti provvedimenti autorizzatori dell'attività di coltivazione delle cave e dell'attività estrattiva invadono la competenza riservata allo Stato dall'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. L'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini ha detto di ritenere la decisione del tutto immotivata e come sempre ha affermato un chiaro attacco politico nei confronti del Veneto. In precedenza ha sottolineato, ci aveva detto che secondo loro c'erano solo alcune cose da sistemare, la nostra avvocatura aveva puntualmente ed ampiamente argomentato rispondendo alle obiezioni sollevate con una lettera in cui si proponeva comunque di tenere conto facendone oggetto di un correttivo legislativo, ma il governo se n'è ampiamente fregato e oggi ha impugnato la nostra legge. E sempre oggi la Giunta regionale del Veneto ha approvato la costituzione del comitato promotore per la candidatura di Cortina Dolomiti alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia spiegando che il passaggio è solo un fatto burocratico, non essendoci nomine né nomi, ma gli è stato dato mandato di inquadrare meglio la questione e potere di firma per scegliere i nominativi.
Ed ora siamo invece alla cronaca. Pugni e calci alla fidanzata incinta, lei si ribella e lo accoltella. Il dramma ieri sera a Mestre, l'uomo è ricoverato all'ospedale in prognosi riservata. Sentiamo. Si è ribellata alla violenza disumana del compagno che, incurante del suo stato, la stava picchiando colpendola con calci e pugni. È riuscita ad afferrare un coltello da cucina e si è difesa. L'ennesima storia di soprusi fra le mura domestiche arriva da Mestre. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, i poliziotti della squadra volante, su richiesta del 118, sono stati chiamati per una violenta lite tra conviventi. Nell'appartamento abitato dalla coppia gli agenti hanno trovato la cucina a soqquadro. È attorno al focolare domestico che i due conviventi hanno iniziato a litigare. Alle 20 il primo diverbio si risolve con la decisione dell'uomo di allontanarsi da casa, mentre la sua compagna italiana di 30 anni, al secondo mese di gravidanza, chiama la madre che la raggiunge per darle conforto. Sembra che la situazione si sia tranquillizzata, ma la calma è solo apparente. Verso mezzanotte il fidanzato torna a casa e ricomincia ad aggredire la donna. Dapprima lo scontro è verbale, poi l'uomo passa alle vie di fatto colpendo la compagna violentemente con calci e pugni. Sul tavolo c'è un coltello che la giovane donna riesce ad afferrare e a brandire contro il compagno, che rimane ferito da un fendente che gli lacera la schiena. Il dramma accade sotto gli occhi della madre della trentenne, che si attacca al telefono per chiamare i soccorsi. L'ambulanza arriva a sirene spiegate per portare aiuto. La coppia viene trasportata d'urgenza al Dell'Angelo. La trentenne viene medicata e trattenuta in osservazione. La ferita riportata dal compagno richiede invece il ricovero. I medici si sono riservati la prognosi. Una coppia dal vissuto complicato. La donna sarebbe seguita dal centro di salute mentale di Mestre. L'uomo, al contrario, è conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Nell'abitazione dei due conviventi hanno eseguito i rilievi i poliziotti della scientifica per la raccolta degli elementi utili alle indagini che devono chiarire le rispettive responsabilità. Ed ora l'ennesimo gravissimo incidente lungo la A4 Venezia-Trieste, ma ci colleghiamo proprio in diretta con Ferdinando Avarino che si trova sul posto. Ferdinando, cos'è accaduto e com'è la situazione ora? Buonasera, ci colleghiamo da San Donà di Piave, siamo praticamente all'interno dell'area dell'outlet, giusto per spiegarvi. Questo è tutto quello che è avvenuto nel primo pomeriggio attorno alle 16:40. Vedete i tanti mezzi di soccorso che sono intervenuti perché c'è stato un tamponamento tra almeno 3 mezzi pesanti, c'è un ferito molto grave che è stato trasportato all'ospedale vicino. Perché voi vi possiate rendere conto, mentre molti curiosi ovviamente in queste ore hanno seguito le operazioni di soccorso, quell'ammasso bianco che notate dalle nostre immagini era originariamente la cabina di quest'ultimo tir. Lì dentro appunto c'era questo autista che è il più grave di quelli coinvolti. Gli altri 3 sono illesi fortunatamente, ma è l'ennesimo grave incidente che sta flagellando la A4 in questo periodo, tra l'altro di lavori interminabili. Un altro incidente ci segnalavano poco fa, sempre in direzione Trieste verso la Tisana. Questo sta per essere risolto, il tratto d'ingresso al casello autostradale di San Donà è ancora chiuso, ma una corsia, come vedete, scorre pur essendoci almeno una coda di circa 3 km. Vedete anche la polizia qui impegnata da ore per sbrogliare questo nodo autostradale. Questa è l'immagine impressionante dell'incidente avvenuto, vi ricordo, attorno alle 16:40. C'è un ferito grave che è stato trasportato. La linea può tornare allo studio. Grazie a Ferdinando, ovviamente ci potrà chiedere la linea qualora ci fosse bisogno. Noi andiamo avanti invece con la cronaca. Operazione della Guardia di Finanza di Trento che ha arrestato per corruzione un giudice onorario padovano e un architetto veronese. Sono ai domiciliari i 2 professionisti veneti arrestati dalla Guardia di Finanza di Trento. L'accusa nei loro confronti è corruzione. L'operazione rientra nell'indagine che un mese fa portò alle Fiamme Gialle a perquisire abitazioni e studi professionali delle province di Padova e Verona.
Agli arresti sono finiti un 45enne padovano, avvocato e giudice onorario, al quale viene contestata l'attribuzione ad altri professionisti, dietro illecito compenso, di incarichi di custodia e consulenze legate alla gestione di procedure di esecuzione giudiziaria, e un architetto di 58 anni, veronese, al quale gli inquirenti contestano il pagamento di una mazzetta al legale patavino pari al 10% dei compensi per diversi incarichi di perito affidatagli direttamente dall'avvocato. Contemporaneamente a queste due misure cautelari, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di circa 30.000 euro. Si sono svolti questa mattina al cimitero di Asiago i funerali in forma strettamente privata del regista Ermanno Olmi. Erano presenti poche decine di persone, compresi i familiari più stretti. La salma di Olmi, secondo quanto riferito da alcuni amici, per sua espressa volontà sarà cremata. La cerimonia si è svolta in primo mattino. Oggi ad Asiago è stato indetto dal sindaco il lutto cittadino e non è stato reso noto dai familiari dove verranno tumulate le ceneri del regista. Ed ora la vicenda destinata a far discutere di un'imprenditrice trevigiana che avrebbe voluto partecipare ad una fiera del food con la figlia di 6 mesi che ancora allatta, ma l'accesso alla manifestazione è vietata ai minori di 16 anni. Quanto è successo è pragmatico di come sia vista ancora oggi in Italia la maternità, dice l'imprenditrice ai nostri microfoni. Sentiamo. È paradigmatico della situazione della giovane donna lavoratrice barra imprenditrice in questo paese. Chiara Cecconi, imprenditrice trevigiana, ha sfogato su Facebook la sua frustrazione per quanto accaduto. Lei, donna in carriera, ma anche da 6 mesi mamma di una bambina che allatta al seno. Per la sua attività decide di partecipare alla più grande fiera in Italia dedicata al food, ma quando cerca informazioni sui servizi a disposizione dei bambini, come zona allattamento o bagni con fasciatoi, la sorpresa. Ho scoperto che non erano a disposizione non era a disposizione nessuno di questi servizi, e in più che l'accesso ai minori di 16 anni, anche se accompagnato, era completamente vietato. Chiara non si perde d'animo e contatta prima via mail, poi telefonicamente l'assistenza visitatori. Mi è stato risposto che il divieto era assoluto, che era una politica aziendale e che in qualche modo si è insinuato che nel torto fossi io che volevo portare una bambina così piccola a una fiera. Chiara decide così di non partecipare alla fiera. Semplicemente non ci sono potuta andare perché, stante il divieto, ho una bimba piccolina, appunto ancora allattata al seno. Eppure, dice, in altre manifestazioni analoghe in Europa le cose funzionano diversamente. In fiere come la Biofac a Norimberga non solo i bambini entrano gratis, ma gratis sono predisposti tutta una serie di servizi. Questo è solo un esempio, spiega l'imprenditrice, di come sia vista ancora oggi la maternità nel nostro paese. Mi piacerebbe, continua, che ci fossero asili statali gratuiti, nidi aziendali, che venisse favorito il part-time verticale o il telelavoro per agevolare le donne con figli. L'immagine della donna lavoratrice, giovane, mamma, per me è l'immagine di un corridore, di una corsa ad ostacoli permanente. La maternità rimarrà sempre un ostacolo alla realizzazione personale della donna, si troverà sempre costretta a scegliere tra una e l'altra, oppure a vivere male una e l'altra. Ed ora la politica è lo stallo di governo, nuova tensione nel centro-destra. Oggi il braccio destro di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, è stato lapidario su Forza Italia. Siamo alleati, ma Berlusconi deve consentire la possibilità di un governo politico col Movimento 5 Stelle. Se decide di sostenere il governo neutrale chiesto da Mattarella, l'alleanza potrebbe definirsi conclusa, un out-out che infiamma ulteriormente la situazione, che non si sblocca. All'orizzonte c'è sempre lo spettro di un ritorno a breve alle urne. Proprio su questa ipotesi di voto estivo abbiamo chiesto alla gente che cosa ne pensa. Il voto a luglio? Secondo me bisogna votare sempre, però cosa voti? Questa gentaglia non esiste. Diciamo che non vedo un accordo, quindi a questo punto voglio andare. Esatto. Più presto andiamo al voto, più presto avremo un governo, credo.
visto che non sono tanto d'accordo di fare un governo tecnico o pseudotecnico. Senza fare tanti intrallazzi e qualcosa che disgusta tutta la gente, è meglio tornare al voto. Non sono d'accordo, bisogna che si metta d'accordo. Io dico di sì perché ora speriamo che questa volta sia volta buona. Penso di sì. Penso perché bisogna che ci sia una vittoria, che ci sia un governo forte. Per il bene dell'Italia dovrebbero cercare un'intesa e si può fare qualcosa. Tornare al voto non credo risolverà la cosa, sicuramente le forze quelle sono e quelle rimangono. Che si mettano d'accordo o ad ogni modo per luglio non va bene, insomma, casomai in autunno, sicuramente. Chi torna a casa dalle vacanze per votare? I nostri politici poi. Meglio tornare a sto punto. Sì, senz'altro. Sarebbe tempo sprecato secondo me, e visto che sono le persone che ci dovrebbero governare, dovrebbero dare per prime l'esempio e trovare un accordo. Va bene? Meglio andare. Sì, meglio andare. Se uno ha voglia di votare rinuncia un po' e partecipa alla vita del paese. Ed ora parliamo di Antonio Voinè, il 30enne skipper scomparso con un amico nelle isole Azzorre. I genitori di Antonio fanno un appello perché le autorità competenti continuino ad effettuare le ricerche. Noi facciamo l'appello alla Farnesina, all'ambasciata rumena in Portogallo e anche all'ambasciata italiana in Portogallo che non smettano di cercarli, perché sono stati tanti altri casi che dopo tantissimi giorni sono stati ritrovati. Vi preghiamo, portateceli a casa. Non riesce a trattenere le lacrime la madre di Antonio Voinea, il 30enne, originario di Bovolenta, disperso insieme all'amico e skipper Aldo Revello da mercoledì al largo delle Isole Azzorre. Cercate in tutti i posti possibili, ricalcolate tutte le coordinate, tutti i correnti, venti, vi preghiamo, non solo lì da dove è partito il segnale, che non sia verso il Marocco, vi preghiamo, cercateli. Gli occhi non si staccano dai cellulari nella speranza arrivino notizie del loro Antonio. La signora Daniela ci mostra un piccolo altare che ha voluto allestire per chiedere che il figlio torni a casa. Prego la Madonna di Meggiugori o tutti i libricini della chiesa. Quello di Antonio era un sogno che i genitori però temono si possa trasformare in un incubo. Mamma, è il sogno della mia vita. So che se non lo faccio adesso rimpiangerò per tutta la vita. Per tutta la vita avrai un figlio infelice. Però io speravo dal profondo del cuore che non lo facesse. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Il capo dello Stato Sergio Mattarella potrebbe essere alla donata nazionale degli Alpini, lo svela a 20:10 il generale Renato Genovese. Anche Mattarella potrebbe venire? Potrebbe venire, sì. Sì? Sì, potrebbe venire. C'è questa possibilità? C'è questa possibilità. Ma in altre faccende affaccendato, giustamente questo è un momento, sappiamo che questo è un periodo di fuoco per lui e quindi tuttavia noi speriamo. Però la disponibilità per l'arrivo del capo dello Stato c'è stata. Se c'è questo segnale dal Quirinale c'è questo segnale, è molto forte. Chiaramente è un segnale che può essere che ci sia il capo dello Stato. Diciamo, la decisione spetta a lui e spetta a quelli che sono gli eventi che sicuramente si stanno succedendo in questi giorni, in questo momento. Tuttavia c'è un forte segnale della sua presenza a Trento in cui renderà omaggio ai caduti sia al Trento sia al cimitero di Trento, dove ci sono due monumenti, uno ai caduti austro-ungarici e uno ai caduti italiani, quindi renderà omaggio a quelli e dopo entrerà, verrà questo è un po' diciamo la bozza del programma, verrà in tribuna e assisterà a una parte di quello che è lo sfidamento. Quante volte è capitato, se lo ricordo generale? Ma poche volte, pochissime volte. Alpini in viaggio a piedi per raggiungere Trento, un gruppo è partito da Castelfranco e ha fatto tappa a Bassano onorando il ponte.
abbiamo studiato il percorso della prima tappa che prevedeva assolutamente il passaggio sul ponte di Bassano. Un alpino non può non passare vicino a Bassano e non attraversare il ponte. Restaurato o meno? Non importa, è sempre il nostro ponte questo, e con questa è una testimonianza e ci auguriamo che rimanga sempre il nostro ponte e che riescano a metterlo a posto. Sono partiti alle 8 di ieri mattina dalla città del Giorgione e la prima tappa è stata a Bassano, dove sono arrivati alle 15, mentre la notte l'hanno trascorsa a Campese. Noi arriveremo fino a Trento, venerdì abbiamo in programma di raggiungere Piazza Duomo di Trento. Noi ci daremo la mano per un bacino d'amor, per un bacino d'amor, per un bacino d'amor. Avevo sempre questa idea di riuscire ad raggiungere una dunata a piedi. Quest'anno, grazie anche al fatto che questi amici mi hanno voluto come loro capogruppo, ho lanciato l'idea. È partita piano piano 1, 2, 3, 4, alla fine c'è stata la volontà di tutti di fare questa esperienza che ci permette di raggiungere una città importante per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale attraverso i luoghi che hanno visto i combattimenti più aspri forse della Prima Guerra Mondiale. E con queste belle immagini degli alpini si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna dell'instabilità sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 9 maggio. Sul Veneto sin dal mattino cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con addensamenti e anche con qualche rovescio possibile sui settori occidentali della nostra regione, ma anche sul bellunese. In genere asciutto altrove. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 23 gradi circa. Sarà perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, più sole al mattino, poi aumenteranno le nubi con qualche rovescio temporale che dai settori montuosi potrà estendersi fin verso le medio-basse pianure. Migliorerà ovunque entro la serata. Temperature minime intorno ai 13 gradi, valori massimi piuttosto gradevoli compresi tra 23 e 25 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il tempo risulterà molto instabile con precipitazioni temporalesche sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche di moderata intensità. Fenomeni in cessazione ovunque già entro la serata. Temperature minime sui 14 gradi, valori massimi intorno ai 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.